quando la lavanda sente San Giovanni arrivare, la lavanda la vo fiorì, vale a dire la lavanda vuol fiorire. La guazza di San Giovanni guarisce tutti i mali. Allora, la rima non c'è, ma la tradizione invece c'è tutta, e quindi ho raggiunto qui Antonella che sta proseguendo con tutte le tradizioni di questa notte magica, una triade di giorni che comprende anche il solstizio d'estate e che comunque ha il suo clou nella famosa acqua di San Giovanni, dove Antonella Minardi le erbe, le piante e i fiori devono avere una caratteristica, tra cui l'aroma, il profumo e naturalmente anche le qualità. Esatto, allora sicuramente sono tutte piante piene di profumi, perché sono tutte piante aromatiche che contengono tantissimi oli essenziali, e questo fa sì che l'acqua prenda tutti quanti gli odori, tutti i profumi e le proprietà di tutte queste piante. Noi abbiamo una selezione di piante che può essere variabile, perché la facciamo sempre con quello che abbiamo a disposizione, quindi nei nostri campi, nei nostri giardini, così. Sicuramente ce ne sono di quelle che sono proprio obbligatorie. L'iperico L'iperico e la lavanda. però di sicuro noi ci mettiamo anche il rosmarino. Sicuramente il rosmarino, la ruta che ha anche lei le sue proprietà e le sue credenze popolari, quindi la ruta la mettiamo sicuramente. Poi mettiamo i fiorellini del nostro iperico, che questo qui non può mancare in queste giornate. Vedo che hai preso anche dei petali di rosa. Ho preso dei petali di rosa perché comunque fanno parte della composizione, sia perché è colorata e sia perché anche lei ha i suoi profumi. Certo. E quindi è tutto a favore del benessere della persona. Quindi, Questa che cos'è? Allora, qui abbiamo la menta. Questa è la menta. Questa è la menta, anch'essa profumata, piena di oli essenziali, di proprietà, profumatissima, quindi ci sta super bene. E questa che cos'è? Meravigliosa. Questa è l'erba cedrina. Che bella. Adesso è in fiore, anche questa è l'erba limona, che è profumatissima anche lei. Poi noi cosa aggiungiamo anche? Il chiodo di garofano e la cannella, sono profumati anche loro. Cannella. Un pochino di chiodo e di cannella. Di garofano, cannella, 1, 2. 1, 2, la sbricioliamo. Ok. Guarda, senti qua, peccato che non si sente il profumo. Mamma di mia, sta lo roba, sentiamo eh? noi, sì, lo sente anche Davide sente da anche dietro Davide. il video. Ci siamo. L'acqua, annaffiatoio pronto, anche questo bello contadino, insomma, come tradizione vuole. Bisogna smanassare. Smanassare un po', con più smanassiamo e con più saltano fuori gli oli essenziali. Sì. Allora, io smanazzo un altro po' d'acqua, sì, perché abbiamo abbondato molto con petali e fiori. Vogliamo pensare che domattina, quando quest'acqua avrà preso la guassa magica e quindi tutte le proprietà sia della guassa e del fiore si sommano insieme, avremo qualche cosa che poi la tradizione vuole che domattina con quest'erba ci bagniamo la faccia e ci bagniamo anche, non so, le parti che ci dolgono, tipo una spalla se ci fa male, io avrò il ginocchio. Io le ginocchia tutte e due. Bene, allora facciamo l'abbondante, perché 3 ginocchia. Facciamo abbondante, anzi con più mettiamo di fiori e di erbe, e con più i benefici si sentiranno, insomma. E dopo aver smanassato non si fa più niente, la si mette semplicemente. Guarda che è già diventata rosa con i petali. Ha fatto anche l'acqua di rose. Fuori ci sono le persone che magari stasera, che visiteranno questo agriturismo, andranno a casa con il loro vasettino, e il loro compito sarà quello di tenerlo fuori questa notte. Allora, ovviamente tutto questo vale per la notte di San Giovanni, stiamo parlando del solstizio, quindi 21, 22, 23 San Giovanni, insomma questi giorni qui. Noi stiamo andando in onda con un po' di ritardo, però ci piace raccontarvi lo stesso queste tradizioni. Per quale motivo? Intanto perché magari, sfatando la magia, uno può dire magari tra un po' di tempo ci metto altre erbe e funziona lo stesso, ma soprattutto perché così avete già tutte le indicazioni per farla per bene l'anno prossimo, quindi per festeggiare a dovere San Giovanni 2026.
E naturalmente per fare tutte queste cose con piante, erbe e fiori bisogna saperle cercare, trovare e raccogliere. Luciana Mazzotti è un'esperta del settore, soprattutto di erbe spontanee. A primavera naturalmente ne troveremo tante. Adesso invece si cercano quelle di questa stagione. Esatto, di San Giovanni, e questo qui è da fare all'olio di perico, Certo. che devono essere fioriti per metà. Perfetto, Ecco. ma qui vedo che ha fatto Noi raccogliere un mazzo abbiamo completissimo. fatto, esatto, un bellissimo mazzo che rimane, raccolte così, rimangono il colore tutto quanto. E che cosa sono allora? I perico, l'ho Il capito, queste perico, trombette? Questi qui sono, questo è l'asterisco spinoso, questo qui è un erbaceo Spinoso che non mi- altrettanto. sì, questa è la piantaggine, Ah, e io li raccolgo già del colore che voglio e rimangono così. ok. Poi li giri a testa in giù, si seccano, poi Queste fai qui la sono? pianta. Questi sono gli striduli, il seme. Davvero? Io li Sì. chiamavo le trombette quando ero bambina, le facevo scoppiare Sì, sulle mani. sì, esatto, che sono detti anche cose, sciupetto da Gli noi stupetti, esatto, di perché Arturo Romagnolo. esatto. Questo? Poi questa qui è l'aromice Rumex Crespo, ed è bellissimo, questo è già pronto, già essiccato, essendo ricco di ferro, quello è il colore. Mamma mia, sembra Sì, colorato. esatto, qui è il Cirsum arvensis, detto stoppione, che si mangia, è commestibilissimo. Davvero? In primavera, sì, anche molto buono, in pastella, prima che punga. Centaurea? Ecco la centaurea. Ah, perché insomma abbiamo un'altra esperta Sì, qui, sì. fantastico Io qui. sono Ah, sua- si impara, sì, è un'adepta, esatto, un'allieva. Sì, sì, No, la perché è centaurea. importante delle erbe. Allora, qui stiamo facendo un mazzo, Sì. però le erbe in genere sono anche commestibili, ma bisogna conoscere le specie, le varietà e anche le stagioni, il momento ideale. Di raccolta, che Esatto. qui andiamo molto col tempo, che decide lui Esatto. quando le dobbiamo mangiare o meno. Quando c'è il sapore, le riconosci e le raccogli, se no finisci per mangiare dell'erba. Ecco, e con questo caldo non sono tante quelle Che mangerecce. abbiamo trovato, il farinaccio, abbiamo trovato, ce l'hai là. Ah, ecco, questo è Questa è la questa è la borsa della spesa. Esatto. Sì. Allora abbiamo Ma che belle Questa è la queste. scorza nera delle argille, che è buonissima fra l'altro. Fa vedere. mi sa che l'abbiamo messo qui. Poi l'artemisia, che questa in dosi piccolissime si Sì. può usare come intemperitore perché è tossica, Esatto. attenzione. Se no ci facciamo i massetti o l'acqua di San Giovanni. Esatto, e nell'acqua di San Giovanni nei massetti ci va perché è profumatissimo. E queste si mangia. L'amaranto, Sì, ma questa è una. questo è il farinaccio o farinello, che non podium album, è il nostro spinacio selvatico. Pensate, con seme vive 60 anni. E queste si mettono in insalata. No, O si cuociono. cotte. Adesso insalata siamo da Va cotte. bene. Sono proprio ai primi rudimenti. Allora, che dire, buona conclusione di raccolta, ma mi sembra che abbiate già fatto una bella incetta. Noi ci rivediamo a primavera prossima, eh? Va bene, grazie. Comunque in primavera andiamo a fare un bel giro in campo, poi dopo ci applichiamo in cucina. L'abbiamo Così. già detto, quindi ci siamo Perfetto. già accordati. Allora, guarda, meraviglie delle meraviglie. Le tradizioni sono tante, tradizioni che si legano alle erbe, alle piante, ai fiori, ma si legano anche alla preparazione di liquori. È il caso ad esempio del nocino. E sempre insieme all'associazione Il Lavoro dei Contadini, qui con me c'è Andrea Gardi, si sta procedendo alla preparazione del nocino. Allora Andrea, tu stai tagliando 33 noci, è questo il numero corretto? Esatto, sì, adesso tagliamo in 4 parti 33 noci che non devono essere legnose perché danno più profumo e poi si tagliano bene. Ecco, e tra l'altro dobbiamo anche dire che appunto anche per questo 33 rimane il numero perfetto. La stagione un po' ha delle oscillazioni, a seconda che ci sia il caldo precoce o meno, si può anticipare o si può posticipare. L'importante è che appunto sia il mallo delle noci. Poi vediamo gli altri ingredienti. Intanto tu lo stai tenendo il conto, Andrea, perché io l'ho perso. Qui c'è l'alcol, qui c'è lo zucchero. E praticamente basta, abbiamo già tutto, i malli sono lì e questa è la caraffa che conterrà tutto fino ad arrivare naturalmente a maturazione a questo bellissimo liquore che naturalmente è quello dell'anno scorso. Ecco qua. Sì, adesso sposto questo qua. Mettiamo le noci.
Beh, erano anche un po' di più, le ho contate, quindi possiamo Sì. anche perderne qualcuna per la strada. A costo di annerirmi, mi piace mettere le mani in pasta. Ecco qua. Dopodiché sono proprio verde. prendiamo lo Guardate qua, zucchero, lo zucchero. 600 grammi di zucchero, Perfetto, quindi 33 noci, 600 grammi di zucchero. E la quantità invece dell'alcol? 1 litro, 1 litro di alcol 90 gradi. esatto. Ecco, questa Uniamo tutto. è la preparazione base, ma questo è il prodotto all'inizio. Che succede adesso? Sì, dopo va mischiato un po', poi va chiuso il vaso e si mette in infusione al sole per 3 mesi. Al sole? Sì, Ah, al caldo, deve sentire il caldo. deve sentire caldo e luce. Sì, e poi ogni tanto va mescolato e dopo 3 mesi si filtra tutto e abbiamo il nostro... Beh, allora facciamoci un brindisi di nocino. È la prima volta che lo faccio, devo dire la verità. Al nocino che sia davvero buono e che rispetti le tradizioni, come qui alla Tenuta Nasano con l'associazione Il Lavoro dei Contadini. Andrea, grazie. E mentre si prosegue con i massetti, che naturalmente devono essere tanti per tutti quelli che sono affezionati a questa festa e a questo rituale, nel frattempo Antonella ha preparato invece i rocchetti. Alcuni sono questi che tengo in mano, sembrano delle maracas di lavanda e sono bellissime perché come sono fatte? Allora, sono fatte con la lavanda fresca innanzitutto, rigorosamente appena raccolta, e poi praticamente racchiudiamo in un massolino 8, 10, 20 spighe, quelle che vogliamo, e non facciamo altro che girare lo stelo sopra alla spiga stessa. Così, questo qui, una volta che si è asciugata la spiga dentro, è adatto per essere appeso dentro all'armadio come profumatore dell'auto, perché oltretutto, siccome contiene gli oli essenziali, quindi anche la canfora, è anche un ottimo deterrente per le tarme, tutte le cose che certo. possono essere dentro gli armadi, così. E poi ogni tanto si fa così, si strizza così e viene fuori tutto l'aroma. Sì, che tutto noi il già lo profumo. sentiamo anche Già lo perché siamo sentiamo. Però circondati. per un anno continua sicuramente a sprigionare il suo profumo, e quello è il profumatore naturale che si usava una volta dentro gli armadi, nei cassetti, così. Praticamente la rocca richiama la forma esatto. della rocca che si usava per filare. Esatto, giustissimo. Questo qui è, diciamo così, la forma che richiama la rocca. Perfetto, allora direi che questa può essere una bellissima immagine finale per salutarci da qui, dalla Tenuta Nasano, insieme a tutte le amiche e gli amici dell'associazione Il Lavoro dei Contadini, perché davvero abbiamo visto tante altre cose, non solo le erbe, ma abbiamo visto anche formaggi, abbiamo visto peperoncino, abbiamo visto miele, insomma abbiamo visto davvero il prodotto del lavoro dei contadini. In collaborazione con